Ucraina, combattimenti senza tregua a Mariupol, il sindaco, almeno 21.000 civili uccisi, lo spettro delle armi chimiche. Putin accusa per colpa di Kiev i negoziati in un vicolo cieco, Zelensky all'Europa, Mosca si ferma solo col blocco del gas. New York, spari e fumogeni nella metro di Brooklyn, 16 feriti nella città e caccia all'uomo, gli investigatori non è terrorismo. 170 anni della Polizia di Stato, l'emozione del piccolo Tiago, figlio di un agente ucciso, riceve la medaglia dal presidente Mattarella. Al via da oggi la quarta dose per ottantenni e fragili over 60. Locatelli, vaccinarsi vuol dire volersi bene, AIFA si va verso dosi annuali. Pasqua della ripartenza, bene le prenotazioni, si attendono turisti nelle città d'arte, al mare, in montagna, al lago di Garda, tornano gli stranieri. Il talento di Elodie stasera al TG1, record di streaming per il suo ultimo singolo, Bagno a mezzanotte, i proventi in favore di Save the Children. Buonasera dal TG1. L'esercito russo prepara dunque l'attacco sull'est dell'Ucraina, imminente una massiccia offensiva, avvertono le intelligence occidentali. Zelensky chiede ancora all'Europa lo stop al gas russo per fermare Mosca e Putin incontra il suo alleato Lukashenko, ma prima di andare in Ucraina ci colleghiamo con New York perché sono ore di paura dopo che nella metropolitana di Brooklyn si sono uditi spari ed è scoppiato il panico. Allora sentiamo subito il nostro corrispondente Claudio Pagliara. Claudio, com'è adesso la situazione? Sì, la strada